Un Palermo da incubo, una città dove il tifo non è secondo a nessuno, costretta a subire ancora, mortificata da una squadra che non è squadra, se non riesce a vincere nemmeno la partita che si doveva vincere, o almeno tentarci. Invece niente, come al solito, e sono indifendibili allenatore e giocatori, tutti responsabili dello scempio. Nei commenti sui social al termine della prima partita dei play-off con la Juve Stabia, regolarmente persa, molti hanno scritto meno male che è finita cioè l'agonia per una stagione da incubo, dove è mancato il cuore e l'attaccamento alla maglia. E non si può non ricordare, e qualcuno giustamente lo ha fatto in queste ore, Maurizio Zamparini, il patron che ha regalato ai palermitani le gioie che un tifoso si aspetta. E sono indimenticabili i campioni passati da Palermo grazie proprio all'imprenditore friulano che si starà rivoltando nella tomba vedendo il Palermo così ridotto, privo della voglia necessaria per cercare di salvare una bruttissima stagione. E allora meno male che è finita. C'è da dire che Maurizio Zamparini nella stagione 2015-2016 ha esonerato ben 7 allenatori. Facile immaginare cosa sarebbe successo ai giorni nostri con il signor Dionisi, che vediamo guardare nel vuoto e grattarsi la testa, e in conferenza stampa sempre la stessa musica. Il primo tempo non l'abbiamo fatto come avremmo dovuto e abbiamo dimostrato nelle 38 partite che dopo un risultato molto positivo, il raggiungimento di un micro obiettivo, non siamo riusciti mai ad andare oltre. Il secondo tempo c'è stata una bella risposta, poi siamo stati magari anche avvantaggiati dal fatto che la Canadese sia rimasta in 10, però il primo tempo potevamo far di più, abbiamo difeso male e con poca intensità. Abbiamo fatto pressing male e con poca intensità e questo di conseguenza non ci ha permesso di essere efficaci con e senza pali. Questo non mi è piaciuto, però devo rispondere perché non ho parlato nel post partita, però vorrei parlare molto di più di quello che dobbiamo preparare, perché è la partita ovviamente oggettivamente più importante dell'anno e la dobbiamo affrontare sapendo che abbiamo un trascorso, sapendo che abbiamo commesso degli errori e fatto cose positive, però pensando a quello che dobbiamo fare nella prossima non la sbaglieremo. Questo non vuol dire che otterremo il risultato che vogliamo, ma non la sbaglieremo.